Buongiorno, oggi di nuovo un giro trekking dopo un bel po' di sciate. Devo essere sincero, gli sci non li ho messi ancora via, spero in un'ultima occasione visto che continua a nevicare. Anche ieri, il 9 aprile, ha nevicato ancora e a quote anche abbastanza basse. Ha fatto una spruzzatina fino a circa 500-600 metri, quindi vediamo se il prossimo fine settimana, prossimo sabato, si riesce a fare qualcosa, e se no, vabbè, la stagione è stata comunque interessante. Quest'oggi, anche per appunto la questione che insomma ha un po' nevicato fino a quote basse, abbiamo deciso di fare un giro un po' più in basso. Siamo venuti fino a Tramonti di Sotto, e da qui abbiamo lasciato la macchina e andremo a due borghi ormai abbandonati, che sono il borgo di Tamar e il borgo di Palkoda. Questo video sarà un po' simile, insomma, diciamo, si unisce al video che ho fatto, all'escursione che abbiamo fatto un paio di anni fa, l'anno scorso, a Stavoli e alle Moggesse. Sono sempre borghi abbandonati, questi sono veramente abbandonati, non ci abita più nessuno, e dopo vedrai insomma un po' come sono, e anche come tipo di escursione abbastanza simile. Quota bassa, bosco di pino, torrenti, acqua, è un posto molto bello, selvaggio. E vabbè, quindi intanto siamo partiti, prima meta sarà Borgo Tamar, dovremmo raggiungerlo in una quarantina di minuti circa. Odore di fumo, qualcuno è stato da... figo. Allora, dopo circa 40 minuti siamo arrivati a Tamar, che è il primo dei due villaggi, ex villaggi abbandonati. Lì a Tamar hanno recuperato un piccolo agglomerato di edifici, ci hanno fatto un bellissimo bivacco, che è il bivacco Varnerin. Bivacco con all'interno tavolo, stufa e 3 brande doppie, 3 letti a castello sul tavolato. Sopra molto accogliente, qualcuno deve aver dormito stanotte perché la stufa era calda e dentro c'era un bel caldino. E poi fuori hanno sistemato, hanno ripreso un po' probabilmente i vecchi pascoli, le zone coltivate, adesso sono tutte a prato. Hanno rifatto un po' le staccionate, ci sono un sacco di tavolini da picnic, è un luogo davvero molto bello, ci si arriva in pochissimo. E poi adesso ci siamo seduti un attimo, pausa banana, contro il muro che batteva il sole, eravamo quasi tentati di restare lì e aspettare mezzogiorno, però dopo lo spirito di avventura ci ha spinto a rialzarci, siamo ripartiti in direzione di Palkoda, o forse si dice Palkoda. C'erano delle persone qui probabilmente con una guida, e questa guida lo chiamava Palkoda, per cui probabilmente l'accento va in questo modo. Adesso ci tocca ridiscendere, una discesa abbastanza ripida, praticamente torniamo sul
sul greto di un torrente, di un fiume. Dovrebbe essere il fiume Chiarò, una cosa del genere. Da lì andiamo verso una cascata e poi risaliamo per Palcoda o Palcoda. Alla fine siamo arrivati a Palcoda, questo è quello che resta del paese, dove fino al 1900, fino alla prima guerra mondiale, vivevano circa 60 famiglie, 120 persone nel momento di massimo sviluppo. E qui vivevano di ovviamente allevamento, un po' di agricoltura, legname, e facevano e commerciavano cappelli. Addirittura sui mercati veneziani, sul mercato triestino e anche fiorentino, i cappelli di Palcoda arrivavano fino a Firenze. Comunità molto fiorente, si dice che vivessero meglio qui in mezzo alle montagne piuttosto che sotto in Val Tramontina. E quindi insomma c'erano molte persone, 120 persone, fino alla prima guerra mondiale. Poi tra le due guerre c'era ancora qualcuno, ma dopo, già prima della seconda guerra mondiale, il paese è stato abbandonato e poi è stato ripopolato per un breve periodo dai partigiani, che avevano un punto di comando qui al paese. C'è una chiesa, questa qui, di cui si vede il campanile, che è stata ristrutturata negli anni 2000, l'hanno praticamente rifatta. Prima hanno rifatto il campanile, poi anche l'interno che avevo ripreso prima, e questo è l'unico edificio ristrutturato del paese. Chiaramente qui rispetto alle Mogesse è un paese molto più vecchio ed è stato abbandonato prima, per cui lo stato è quello che è. Qui poi sono stati bravi, hanno recuperato la chiesetta come simbolo e hanno fatto il bivacchetto, quello in legno, vicino a dove abbiamo mangiato. Per pranzo abbiamo sperimentato una cosa, vabbè, io avevo già mangiato i saikebon, abbiamo provato i soba, sempre al solito si versa l'acqua e si mangiano, roba un po' chimica, però com'erano?
No, Buoni, no? Sì, buoni, no? Difatti meglio dei sai che bon. E un po' pochi, insomma, avrò mangiato ancora qualcosina, quindi ne abbiamo trovati al Carrefour. eh, Prima volta io che li vedevo, sì, 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 sì. boh. Però sì, buoni, non sapevano tanto di chimico, ecco. Però appunto bisogna portarsi qualcosina vicino perché Non soddisfano al no, non so, 100%. no, no, non è la busta di risotto come quantità resta over the top. E come gusto, dai, Mm. non è male. Bene, adesso ripartiamo, facciamo un pezzo del sentiero dell'andata, poi giriamo invece verso una forcella che probabilmente è una di queste due qua e torniamo verso dove abbiamo lasciato la macchina. Bene, abbiamo finito il sentiero, siamo sulla Carareccia, sulla strada forestale che ci riporterà alla sbarra dove abbiamo lasciato la macchina. Abbiamo fatto un giretto ad anello, prima siamo andati verso il borgo Tamar e poi siamo arrivati a Palcoda. Un giro molto interessante dal punto di vista così storico per vedere un po' questi luoghi una volta abitati, ormai abbandonati lungo la strada. Vabbè, ci sono i sentieri, i mulattieri, i muretti, poi anche nel bosco si vedono le opere dell'uomo, c'è qualche briglia sui torrenti, ci sono dei terrazzamenti e insomma fa vedere che effettivamente era abitato e molto sfruttato il luogo. Per il giro sono circa una decina di chilometri, bene o male, il dislivello dovrebbe essere sui 500-600 metri, una cosa del genere. In ogni caso poi lascio il giro su Strava e magari anche qualche articolo perché insomma, è un giro abbastanza conosciuto. Difatti anche oggi abbiamo incontrato un po' di persone, c'erano 3 diversi gruppi, un paio anche gruppi organizzati con guide, quindi insomma è una meta conosciuta. Poi insomma non è difficile, cioè perdersi credo sia abbastanza difficile, però forse in un punto facendo il giro tra Tamar e Palcoda si scende sul greto del torrente, magari un attimo si potrebbe essere tratti in inganno dove andare, ma è il punto più critico. La cascata, per andare alla cascata magari ecco quel tratto lì non è da tutti perché è un po' è umido, bisogna passare attraverso qualche salto di roccia, quindi non è proprio semplicissimo, quindi ecco magari quel tratto lì è per escursionisti esperti, il resto è un giro che può fare chiunque, a parte un paio di rampe, non è niente di che, anzi è molto bello, soprattutto da fare in questa stagione, quindi primavera oppure in autunno. Attenzione d'inverno perché oggi che è aprile, il 10 di aprile, ha nevicato ieri fino così a 500-600 metri, abbiamo trovato neve, chiaramente poca e ormai tutta bagnata, però ha nevicato, quindi probabilmente d'inverno nei tratti dove batte poco il sole si potrebbe trovare del ghiaccio, per cui ecco attenzione se si ha l'intenzione di farlo d'inverno. Poi nonostante l'amenità dei luoghi, ben 2 persone mi hanno riconosciuto e mi hanno salutato e beh, fa sempre piacere insomma quando mi riconoscete e mi salutate, sono insomma sì, ecco, è piacevole come cosa. Beh, vediamo la macchina, quindi siamo arrivati. Ti ricordo sotto in descrizione tutte le info su questo giro
Ti ringrazio per avermi seguito e noi ti salutiamo. Alla prossima. Ciao! Ciao!